Allora, Antonella Gallo Carrabba, referente di Donatori Nati, oggi qui ad Agrigento alla presenza del Presidente nazionale, un momento importante anche per quello che rappresenta. Antonella? Sì, parola chiave di questa giornata è solidarietà. Siamo dal sangue versato al sangue donato, appunto questo titolo vuole dare significato a questa giornata, perché chi dona la propria vita lo fa in tanti modi, lo può fare anche con la donazione del sangue, perché possiamo davvero aiutare chi ha bisogno, e specie adesso che ci avviciniamo alla stagione estiva, sicuramente questa giornata servirà per spronare chi ha donato o chi vuole donare a darsi per gli altri, perché l'obiettivo è appunto essere dalla parte dei bisognosi, e quindi anche donare sangue è sicuramente qualcosa di importante per ognuno di noi. Iniziativa fatta in collaborazione anche con l'ADAS di Agrigento? Sì, grazie all'ADAS che ci hanno fornito l'autoemoteca, quindi ancora una volta si dimostra la solidarietà tra le istituzioni e tra le associazioni, perché l'obiettivo comune è quello di aiutare il bisognoso, e quindi al momento che chi ha bisogno dobbiamo essere solidali, chi ha la necessità e chi invece ha la possibilità di fornire strumenti e professionalità. Ecco, oggi Presidente, lei qui ad Agrigento con i Donatori Nati, l'Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato, ecco, per un significato anche importante, quale? Sì, noi oggi siamo qui per rilanciare con forza il progetto Dal sangue versato al sangue donato, in collaborazione con la Quarto Savona 15 della signora Tina Montinaro, moglie del caposcorta trucidato a Capaci appunto ormai 30 anni fa. Come Donatori Nati noi coniughiamo sul territorio ovviamente quelli che sono i principi e i valori della solidarietà e dell'altruismo con quelli che sono i principi della legalità e il rispetto della legalità, e fare questo in terra di Sicilia per noi è un onore ed assume una valenza veramente forte. Quanto è importante oggi questa iniziativa anche per ricordare la strage, e donare il sangue è importante in vista anche della stagione estiva? Sì, è una giornata importantissima. Intanto donare il sangue è una cosa importantissima, perché aiuta il prossimo, specialmente le persone che hanno bisogno, le persone che stanno male, e ce ne sono tantissime. La Polizia di Stato per questo è sempre in prima linea. Infatti ricorre il trentennale della strage di Capaci, è un tema molto importante, dal sangue versato al sangue donato. Noi siamo qui in supporto per tutta la cittadinanza in tutta Italia, e anche ad Agrigento facciamo girare questa voce importante. È un appello anche ai suoi colleghi a donare, perché è importante, ai loro familiari, per fare questo gesto che aiuta gli altri. Sì, ci sono parecchi colleghi di tutte le forze dell'ordine che fanno parte dell'associazione della Polizia di Stato Donatori Nati, dai carabinieri, poliziotti, la finanza, capitaneria di porto, insomma la polizia penitenziaria e i vigili del fuoco, e anche i cittadini, i parenti dei colleghi. Una bella situazione.